un secolo che anche è stato momento di gravi tragedie e che ci permettono anche di avere una consapevolezza rispetto a questi eventi che non si debbano più ripetere, un secolo che è stato il secolo delle grandi conquiste tecnologiche e forse anche il momento in cui l'uomo, il genere umano, ha saputo dare il meglio e il peggio di sé. È un secolo ricco il Novecento, già celebrato dal primo e finora unico museo nel suo genere a Mestre. Il XX secolo rivive ora anche nella prima edizione del Festival delle Idee, patrocinato da Regione e Comune, che animerà l'M9 dal 24 al 27 ottobre e di cui rappresenta un'ulteriore declinazione. Facciamo capire i tempi che viviamo e possiamo anche ragionare sui tempi futuri, e questo è l'importante, cioè è come se il museo per certi versi trovasse un altro, si dispieghi, no? Abbia possibilità di aumentare i contenuti e magari di suscitare ulteriori curiosità. Credo che ci sia una corrispondenza di amorosi sensi, biunivoca. Le grandi idee, le innovazioni che lungo il XX secolo hanno rivoluzionato il mondo in un viaggio a 360 gradi. Il filo conduttore è l'idea, l'archetipo, l'innovazione del Novecento declinato in chiave futura per trovare nuove chiavi di lettura per sviluppare il futuro della città. Abbiamo Pier Giorgio Di Fredi, abbiamo Pupi Avati per il cinema, abbiamo Alessio Boni e Marcello Prai sulla poesia del Novecento su Alda Merini, abbiamo Mogol che racconta il più grande paroliere del Novecento, poi abbiamo Paolo Nespoli che è un astronauta, poi abbiamo per lo sport Sara Simeoni e Francesco Moser. Insomma, lo sport, il benessere, la cultura, la letteratura, il cinema sono stati l'esploit del Novecento.